Eccola, la domenica, buongiorno. Ah, sì, eccoci. Buongiorno, eccoli qua. Scusa un attimo, aspetta. Sì. Buongiorno, il pubblico. Certo. Non l'avevamo visto, come esatto. Va? Il pubblico, eccolo qua. Grazie, Sfumos. Allora, eccoci qua con Baldini, questa è la penultima domenica, perché noi finiremo il 13 e poi ci sarà la domenica del 15, quindi la vera ultima puntata è domenica 15. Sì. Manca Forforello oggi, non c'è, chissà dov'è, il piccolo lemure. Chissà cosa fa. Chissà dove sarà andato, però i suoi musicisti sono qui che non hanno ancora attaccato gli strumenti, che sa, domenica. No, uno va più rilento, certo. Va bene. È rimasto ingolfato da ieri sera, chissà cosa magari ha fatto. Volevo cantare una canzone, non posso perché Cremonesi non c'è. Esatto. Le 11 sono, dovrebbe essere già qua da mo'. Ma mica da mo', Vabbè, allora, vogliamo cominciare questa avventura domenicale? Sì, dai. Con che cosa cominciamo? Io guarda, comincerei con Sperandeo, guarda. Ah, quello quando l'ultima cena. Con me. No, quando? Quando si è arrabbiato con me. Muto. Che diceva muto. E quando fece, vediamo cosa interpretò quella volta. Allora, lì. aspetta, muto, interpretò l'ultima cena. Sì, che c'era Giuda che voleva 30 denari. Era proprio quello, Dai, sentiamo. Da ridere. Vai. Pronto? Sono Tony. Lo so, ti abbiamo chiamato noi, Tony. Lo so. Vabbè. Come avete chiamato voi? Sì. Quando? Sì. Quando l'avete chiamato? Adesso. Ora. Non ti è squillato il telefono? Sì, certo che mi ha squillato. E fatto risposto o no? Sì, giusto. Allora. Dai, come stai? Bene? Mi dovete aiutare. Lo so. Ma qui le cose non cambiano. Lo so. Le cose non cambiano. Sempre mafioso mi fanno fare. Lo capisci tu? Lo so. È una cosa incredibile, non si capisce niente. Io potrei fare qualsiasi ruolo, qualsiasi. Sì, lo so. Senti, potresti fare anche parti complesse, che so, tipo Tuzzi. Tony, ci sei? Dicevo che potresti fare anche Tuzzi. Come hai chiesto Tuzzi? No. Che è un cantante, Umberto Tuzzi, qui è? No. Come è Tuzzi? È un personaggio interpretato da Dustin Hoffman. È la storia di un attore televisivo che, siccome non riesce a raggiungere il successo, allora si spaccia per una donna. E diventa... Baldini, sì. Hai già detto troppo. Baldini, tu sai perché mi piace? Sei un uomo con la giovane. Tu ami il pericolo. Ti piace mettere a repentaglio la tua incolumità, vero? Vabbè, che c'entra? Senti, ma ti sei rincoglionito? Perché, scusa? Ma io che mi vesto da donna mi vesto. Ma secondo me ti è scaduto il cervello, te lo posso dire? No, io volevo dire Zitto! Vabbè, ok. Zitto! Vabbè, che non c'è niente da fare. Dai. Devi stare zitto! Vabbè. Devi mettere un passaggio a livello fra il cervello e la bocca. Così le minchiate che dici non passano. Guarda che io non volevo... Zitto! Muto! Non trova... Taci! Beh, quindi... Cosa da pazzi? Che mi ha proposto di travestire. Io, Tony Sperandeo. Vogliamo stare così tutta la giornata? Lo so, ma hai detto di stare muto, scusa. Allora mi propongo io. Sì. Io devo fare cose diverse dal mio ruolo. Tipo? Ti faccio sentire? Dai, sentiamo. Allora, sai che ti faccio? Sì. L'ultima cena. Ma come l'ultima cena? La recito io, la presenti? Va bene, dai. Ma vuoi sentire o no? Sì, ci mancherebbe. Oltre il segretino pure subito sì. Vado. Hai le orecchie in sciopero, che vuoi fare? Sì. Mi sento o no? Sì, ti sento. Allora ti do il chuck? Dai, ti do il chuck. Vabbè, aspetta un attimo. Allora, vai. Devi dire l'ultima cena. Ultima cena prima, chuck, azione. Picciotti. Sì, certo, perché c'era i picciotti. Poi io spezzo pane. Che è duro. Non si spezza. Pietro! Ma che preso il pane di ieri, Pietro? Ti avevo detto di passare al panificio a prendere 2 baguette fresche. Giuda, non ridere tu. Che minchia stai ridendo, che tu non me la conti giusta. Giuda! Hai bisogno di soldi? Ti devo preoccupare. Fateli restituire questi 100 denari da Baldini. Fateli dare. Fateli dare. Va bene, va. Ti saluto. Che vuoi fare il gioco dell'impiccato? Ecca. Giuda! Grazie. Scappò. Vabbè, bravissimo, Tony, complimenti. Ti è piaciuto? Bravo, complimenti. Sono l'unico che ti batte le mani, ma sei bravissimo. Morto!
Sono sempre io. Sì. Quella musichetta che avete messo che voleva dire che devo andarmene via. No, cioè, come no. io, abbiamo finito i giochi, perché mi avete preso? Per un pagliaccio del circo mi avete preso? Che mi avete messo la musichetta? Ora mi metto con le clavette, mi metto. Lo sai con che cosa la faccio io la cosa? Ecco, arrivederci, ciao. Eccoci, Tony è sempre la mina vagante. Allora, e invece è arrivata una notizia molto seria che ti riguarda, Cremonesi. Allora, sì? sono quelli della Pippa. La Pippa. Cos'è la Pippa? Ora te lo dico, sono arrabbiati con noi perché sfottiamo troppo te. Pippa, proteggiamo il piccolo pianista autodidatta. Ma dai, autodidatta? Sì, hanno fatto questa... Carini. Oggi parliamo delle Pringles, sì. Perché? Non lo sai perché? No. Perché è una notizia triste, ve la devo dare. L'inventore delle Pringles è morto e ci vede una signora in prima fila che già ride, sa al microfono perché io non voglio dire niente. Pringles è Prego morto? signora, lei ha anticipato ridendo. No, fa capire che noi non diciamo fesserie ma sono cose vere. Perché rideva? Perché l'inventore delle Pringles che ha fatto? Ha detto che le sue ceneri volevano essere messe dentro un contenitore delle Pringles. Così era. Allora, è vero. La notizia è che lui ha chiesto di essere cremato e le ceneri fossero messe in un tubo delle sue famose patatine. L'inventore del water ha replicato: io quando muoio voglio la solita tomba normale. Scusami, ma lui vuole essere cremato e messo. Ora ho capito cosa vuol dire Pringles in inglese. Che vuol dire? Perché uno. Questa notizia che a Cesena oggi su tutti i giornali, durante la Santa Messa a Cesena sono stati scoperti due mentre fanno sesso in un confessionale. Aia. Cioè ragazzi, ci vuole veramente. Formigoni ha fatto una dichiarazione: io non mi confesso da 20 anni. Ma ti rendi conto? Ma tu come gli viene in mente? Tu pensa, quello che sta lì, il prete che sta. Il parroco si è scusato però. In nome del Padre mio. Io penso che ha detto: cos'è questo rumore? Hanno chiamato i carabinieri, i fedeli. C'è un parroco in sala, fra l'altro, qua dietro. Salve Don. Ma me lo potevate dire prima. Dov'è? La rassicuriamo. Salve, date il microfono. Allora, tutta me ne chiamo. guardi, la rassicuriamo, non era il parroco quello. Studente inglese qui a Roma per qualche tempo. Oh, ciao. Invitato da una famiglia italiana, grazie. Come va? Molto bene. Lei è padre? Davide. Padre David, ha sentito questa notizia? Sì, l'ho sentito. Ma lei la sapeva già? No. Sappi, l'ho imparato qui. Non è una cosa nostra. No, è una cosa che è successa in Italia. In questo periodo ci sono purtroppo. molte. Scusi, mi sa così. Cosa avrebbe fatto lei? Li avrebbe presi e confessati? Non li avrebbe assolti? Ma veramente, certo che sti inglesi pure sono così. Ma non l'avrebbe assolto, padre? Non posso dire. Non può dire. È in ginocchio su ceci? Vabbè, padre Davis, lei capisce benissimo l'italiano. Certo. Più o meno. No, ma più. Comunque rassicuriamolo, più. quello nel confessionario non era il parroco. No, erano due fedeli. Sì. Erano fedeli. Purtroppo... Fedele l'uno all'altro? Speriamo. Ma lo sa qual è la storia? Perché è stato nel momento in cui il sacerdote ha detto: e ora scambiatevi un segno di pace. E sti due hanno capito male. Ognuno dà la sua, no? E hanno fatto la pace. Certo. Vabbè. Sì. Allora, grazie a padre Dave. Va bene. Abbiamo ancora un... Allora, Cremonesi, siccome noi siamo sempre alla ricerca, cioè la musica italiana, c'è un repertorio pop di musiche che magari ce ne si dimentica. E noi abbiamo trovato una dei Dick Dick, che è tradotto in inglese Dick, sapete che vuol dire? Non dirlo, guarda. Pensate in italiano in Dick Dick. E ora gli uccello! È così, Dick Dick è così. Nel frattempo saluto anche mia nipote che è qui, Nicoletta. Ciao Nicoletta, si parlava di Dick Dick Dick. Dick Dick, allora eccolo qua, hanno fatto una canzone molto bella, si intitola Viaggio di un poeta. Pensate, questa canzone mi ricorda, cioè quando la sento, cioè, l'immagine è io piccolo, miei fratelli, mie sorelle, tutti insieme, tutti e quattro, con mio padre e mia madre ci portavano a mare a fare proprio la scampagnatella e sotto nel mangiadischi noi avevamo questa canzone qui. Quando iniziava con questa chitarra, mi piaceva imitarla con la bocca, la chitarra, l'assolo che faceva, come fai che faceva?
bella, quella là. La facciamo? 1, 2, sì, sa contare anche. Ehi ragazzi, viva Radio 2! Ci sono i Dick Dick! Lasciò il suo paese all'età di 20 anni, con in tasca 2 soldi e niente più. Aveva una donna che amava da anni, lasciò anche lei per qualcosa di più. Promise a se stesso di non ritornare al vecchio paese della sua gioventù, dove nessuno voleva sognare i campi d'arare e niente di più. Cominciò così a fare il vagabondo, girando paesi e città. Cercò la fortuna nei quartieri del mondo, dimenticando la sua povertà. A Super Classifica Show ci sono i Dick Dick. Un giorno in casa di un grande poeta trovò dei ragazzi che parlavano di pace. Di colpo capì che era quella la meta, l'aveva raggiunta per essere felice. Ritornò così a fare il vagabondo, girando paesi e città. Voleva portare l'amore nel mondo, ma pensò al paese di molti anni fa. Senza soldi in tasca corre ancora verso casa, aveva capito cosa conta di più. Davanti alla sua porta c'era lei che l'aspettava, tutto come prima e non chiedeva di più. I Dick Dick! Alla chitarra Antonello, direttamente dalla Sardegna, Sardo e Johnny. Signori, è arrivato l'ospite che stavamo aspettando, qui ci sono delle fan veramente dell'ultima ora, sì. Delle fan che avevano il poster di Miguel Bosé in camera, vero signore? Qui abbiamo veramente le Desperate Housewives in prima fila che erano veramente le fan. Attenzione, ladies and gentlemen, Cremonesi, tieni di pronto Miguel Bosé! Quasi portiamo indietro nel tempo, Beh, Miguel, che vuoi? Se è così la vita. E dobbiamo ringraziare che siamo arrivati fin qua. Miguel, ma tu la fai la radio? L'hai mai fatta la radio? Mai. Hai una voce meravigliosa, cioè anche come parlato. Tiene una voce molto spagnola, potente. L'ultima volta c'è stato Miguel Bosé qui, sì. Parlammo di manovelle. È vero, sì. Ma tu lo dici? Sì. No, perché Manuelas. Sì, Manuelas. Esatto, perché eravamo curiosi di sapere come si dice, diciamo, masturbazione Manuelas in spagnolo. Si dice Manuela, ma sì, questo sì. Iglesias Manuela, quando cantava. Esatto. Salutiamo il nostro Don che è qua. Salve. Stavamo scherzando, Don David, tranquillo, si scherza. E poi c'ha una cadenza lubricata. Sì, che come faceva lui. Quando io sono e me trovo solo.
Manuela. Quando sei triste. Pensa alla Manuela Arcuri. E anche adesso che ho 80 anni. Ogni tanto. Manuela. Va bene. Se diventa ciechi con la Manuela. Esattamente, va bene. Esatto. Allora, Cremonesi, che vogliamo fare? Dillo tu. Suoniamo? Lui vuole suonare. Suona. Senti, io faccio no, tu non cantare, Michele, se vuoi canti, io voglio fare una tua canzone di quando tu eri qua in Italia che veramente, ed è Bravi Ragazzi, a me va lì proprio. Ah, quella me la ricordo. Anch'io. Se la ricordo, è sempre bello quello Michele Bosè. Bono ho sentito, addirittura, Bono. Signora. Ma Bono degli U2 che gli urlano, fa Bono lo Figo. so. E a Figo cosa gli urla? Sì. Allora, te la ricordi come fa Bravi Ragazzi? Che fai? Già parte? Subito, Bravi ragazzi, siamo amici miei, tutti poeti noi del 56, al passo in un mondo che si dà via, la vita è solo acrobazia, camminiamo sul filo nel cielo, a più di 100 metri nell'asfalto, siamo un punto là in alto, bandiere nel vento di città. Siamo in piedi e quasi una magia. Tra tanti imbrogli, tanta ipocrisia, andiamo avanti senza mai guardare giù, tornare indietro non si può più, camminiamo allo sbando in un mondo che sta quasi per toccare il fondo, sospesi nel tempo, in crisi da un'eternità. Sulla Classifica Show c'è Michele Bosè. Berlusconi ascolta la radio, Berlusconi ascolta la radio e dichiara: bravi ragazzi, siamo amici miei, tutti poeti, noi di 1,56 m. Sì, Abbiamo una telefonata, attenzione, scatterà un applauso di quelli fragorosi. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Buongiorno a tutti. Chi sei? Sono Fabio Cannavaro. Cannavaro! Caro Fabio! T'hanno già operato? T'hanno operato? No, mi opero domani mattina. Meglio col fresco. Sì. Parti presto così. Senti, guarda, intanto è inutile dirti ci dispiace molto, però tu sai come la pensiamo noi. Sì. Ma tu ormai da quanto tempo giochi in Spagna? 2 anni. Hai vinto 2 scudetti o 1? 2. Come si dice? 2 di seguito, però sono 4 in totale. Sei qua. So che tu sei interista, giustamente. No, però... vabbè. Senti, ma va in comunità adesso. Ma come, con lo spagnolo come sei messo? Hai imparato? Capisco bene. Aspetta un attimo che c'è una persona che ti dirà 2 cose, un attimo. In spagnolo. Fabio, el año que viene, ¿vas a empezar la temporada o no vas a empezar la temporada? Claro que empiezo la temporada. La tombolata. Pero seguro. La tombolata. Sí, ¿seguro? Segurísimo. Bueno, ciao, sono Michele Bosè, Fabio.
Ciao Michele. Hai capito con chi stavi a parlare? Con Michele Bosè! Che cos'era la temporata? Scusa, La stagione. La stagione, sì, perché stamattina c'era... Complimenti, Grazie infinite, vabbè, non ci conosciamo, però insomma sai che sono madridista. Avremo modo magari di essere a Madrid. Lo sai dagli altri, no? Che sono madridista hooligan. Sì, addirittura. Sì. Ma tu che zona abiti a Madrid? Prima abitavo in centro, in Velázquez. No, si sta male via Velázquez. Sì. No. Adesso mi sono spostato un po' fuori. Dopo la Casilina, meglio un po' fuori. Avete sul raccordo. Sul raccordo anulare. Anulare. Senti, però vedo che l'umore è buono, l'umore. Sì, ma sai cosa, Fiore, che comunque sono cose che capitano. Lo so. Io ieri sono stato 2 minuti in un reparto lì dell'ospedale e mi sono reso conto ancora una volta che sono fortunato. Infatti, magari questo è anche vero. Sono cose molto più gravi. Una caviglia, cosa vuoi che sia? Sorriso e andare avanti. Senti, allora salutaci tutti, in particolare Cassano ci devi salutare. Cassano, ce l'ho qui a fianco, in stanza a fianco. Che fa, veramente? È ricoverato anche lui? Ma che fa? Che fa di notte? Si sentono rumori, cose? Che fa? No, è tranquillo, di notte almeno non parlo. Sì. Michele Bosè che dice che magna. Perché là è famoso. No, Michele è dimagrito. È dimagrito. Non è più quello del Reale. Allora, Fabio, no, devi mandare una fotografia perché non ci credo. No, è vero. Te lo giuro, sta benissimo. Sì, vabbè. Sì, a proposito di mangiare, quando sei a Madrid, se vuoi mangiare una vera spaghettata, cioè una cucina vera italiana, che sai che il migliore ristorante di Madrid è casa mia. Sì? Io pensavo appunto, andiamo ristorante. Allora mi raccomando, dopo vi lasciate i numeri di telefono, Sì. Perché a Madrid... Va bene. No, non ti preoccupare, Vengo ti rintraccio io. Ok. Allora, Fabio Cannavaro, Ciao. capitano della nazionale, adesso sarà Buffon. Tra l'altro ti devo dire una cosa, devo leggere un'agenzia. Allora, potrebbe saltare azzurro importante. Adesso dice mi dispiace. Vienna 3 giugno, una maga austriaca, sta zoccola, aveva previsto giorni fa l'uscita di un giocatore della squadra azzurra a Euro 2008, anticipando così l'infortunio di Cannavaro. Mo ti dico come si chiama. L'aveva detto... Tanto l'hai chiamata benissimo. Come si chiama? La zoccola. La zoccola si chiama Rosalind Haller, come calciatore che giocava nella Juve. Esce il 36 a Roma martedì? Non so, chiediglielo perché... Hai capito, Cannavaro, sta Haller che t'ha fatto? Te l'ha tirata proprio. Quando è una zoccola, ci sta niente da fare. Grazie a Fabio Cannavaro. Ciao. Aspetta, fa dire che questa già me la vedo sulla Gazzetta, Sport. Sì. Cannavaro 2 punti è una zoccola. Lo vedo. Padre, intesa come topo di fogna era. Sì, perché lei lo sa, lei è inglese, ma non sa però che in Italia sappi che il topo femmina, il topo, la topa, diciamo. Ecco, aggrava la situazione. Si chiama così, è lì in lingua, non è una parolaccia, sì. non è una parolaccia. No. Ha capito, padre? È la femmina del topo che va con tanti topi. Bene, signori, eravamo un programma in odore di santità, adesso siamo scomunicati ufficialmente. Ma Michele, siamo scomunicati. Ma sono straniero. Michele è straniero. No, ma e quello è un altro tipo di topo. È un altro tipo di topo ancora. Anzi, Asorga. Fantastico. Ha detto la sorda, che è quella che è la zoccola che non sente. Continua ancora, Topone. Abbiamo capito. Allora, è una cosa che vi riguarda, voi che vivete in Spagna. Purtroppo ci abbiamo avuto una... poi voglio dire, il papà di Michele era un torero, grandissimo torero famoso. Abbiamo avuto una telefonata di protesta. Chi? Adesso abbiamo ricevuto una telefonata. Noi adesso siamo perché gli unici tu sei qua, Michele, riusciamo a parlare con un toro. Sì. No. Un toro ha protestato? Sta chiamando perché tu sei qua in studio, lui ha protestato. Sentiamo perché ti va. Le tue origini, sentiamo, dai. Non sappiamo se 3-4 per la Spagna. Sì, eh? Sì. O dai capelli sembra più una vacca. Vabbè, dai. Sì, dai. Sentiamo se c'è il toro. Sentiamo se c'è il toro. Pronto? Eccolo qua. Salve toro, che sorpresa! Un toro a viva Radio 2. Olè. Io sono il toro. È una bella sorpresona avere un toro a viva Radio 2. No, io non sono un toro. Io sono il toro. Il toro, ok.
Sono il primero dei tori. Ah, il primo dei tori. Sono il toro con la T muy grande. T maiuscola. Te l'assicuro. Sì. Non ho solo la T. Ah, ok, abbiamo capito. Sono il toro da monta più ricercato in tutta la penisola iberica. Ma penso... Sono così cercato come toro da monta. Sì? Lo dice proprio spagnolo. Che mi hanno soprannominato l'Albano de Catalogna. Certo. I risultati sono quelli, ha ragione signor Toro. Senta, ma lei ha un nome, signor Toro? San. Mi chiamo San. Santo. Va. Lasciamo, sorvoliamo su questo orribile. È da quando mi sono fatto ossigenare la cabeza, certo. Mi faccio chiamare Santoro. Tutto attaccato, certo. Sono un hijo de arte. Sono un figlio d'arte. Ogni tanto esce fuori. La mia famiglia si occupa di procreazione da sempre. Ah, sì? Allora fu mio antenato imbarcato con Cristoforo Colombo a farsi le prime 3 manze americane. Le prime 3 manze. Okay. Mio padre ha depositato nelle banche del seme di mezza Europa. Ah, sì? Mia madre invece era una vacca. Ecco, adesso non... perché parlare con l'accento veneto? Esatto, perché... ci avrà delle origini Chi anche. è che parla? Chi ha parlato? È Miguel Bosé. Allora, dia Miguel. Sì. Dia Miguel. Io... Sì. Lei? Intanto. Dia Miguel. Sì. Che sono incazzato nero. Ah, perché? Come perché? Perché suo padre ha matato mio nonno. Può darsi, era torero. Cioè. E mio nonno ha lasciato tutta la verità a mio cugino. Ma pensate. Benicio. Ah, Benicio del... Toro. certo. Tutti quelli che hanno a che fare con i toreri mi fanno imbufalire. Ah, certo. E quando un toro si imbufalisce sì. è un casino. Immagino. Prova tu a vivere come un toro. Ogni domingo dentro l'arena con davanti uno vestito da mago Telma che ti fa vedere un pezzetto del lenzuolo rosso e quando finalmente lo vai a scornare ti infilza con uno spiego. Non si fa, non si fa, Mio bisnonno? Bisnonno? Bisnonno, la S non la tengo. Ah, ok. Mio bisnonno è stato infilzato. Ah, davvero? Mio nonno è stato infilzato. Mio padre è stato infilzato. Mio fratello è stato infilzato. Certo. Ma a lui è stato piaciuto un po'. Perché? È un toro de fatto. Senta, lo so. Io capisco la sua rabbia verso i toreri. In effetti Miguel Bosé è figlio di un famoso torero, però insomma è inutile prendersela con lui, è anche un artista famosissimo. Lo so, sacco di mucche pazze mentre erano con me. Sul più bello hanno sempre voluto mettere nello stadio Superman di Miguel Bosé. Ah, certo. Mi ha fatto venire 2 pelotas così. Senta, prima di salutarci c'è una curiosità. Nella sua vita non si è mai pentito della sua professione? Sì, una volta. Ah, vedi? Una volta. Era una mucca brasiliana. Si chiamava Vanessa. Allora? Scoperto troppo tardi, il vero nome era Manolo. Grazie. Grazie, signor Toro. Signor Sanda. Wow. Siamo ancora bella noi. Musichetta per tutte le famiglie che sono davanti alla radio, eccole là. Allora abbiamo una piccola pubblicità da mettervi, da farvi sentire che la pubblicità è importante. Certo. E un saluto a tutti quelli che stanno andando a mangiare lo spago al mare, che sono in macchina, che stanno andando ci stanno ascoltando. Tanto ricordiamo dopo di calcio, volevo parlare di calcio, che domani sai che iniziano. Lo so. Domani c'è l'Italia, ragazzi. C'è l'Italia domani. Vai. Pillole di varietà. Allora attenzione, e basta con sto stacco. Scusate, lo so, come ridi al di pecora. Senti. Allora, no, perché abbiamo detto a microfoni spenti delle parolacce su Cremonesi che non è ancora qua. Sulla vita però sentiamo come viene uno stacco fatto senza Cremonese. Secondo me viene bene lo stesso. Sentiamolo, dai. Attenzione. Beh, bellissimo. Perché no? Scusa. Anzi, meglio, perché abbiamo siamo in Formula 3, abbiamo i Formula chitarra, 3, basso e batteria. Chitarra, basso e batteria. Fate un pezzo solo voi, vediamo. Sentiamo, no, sapete cosa dovete fare? Te lo dico io. Europa di Carlos Santana. Santana. Signori, bene, dai 3 porcellini, prego, sentiamo. Di essere al nightclub La Giara. La Giara a Taormina c'è La Giara
dove nei tempi si ballava tutti antichissimi. A Firenze c'era il Verde Luna, a Piazzale Michelangelo. Benvenuti al ventre di Samantha, questo nostro... Attrazioni internazionali. No, a Milano sai cosa c'era? Il Ragno d'Oro. Il Ragno d'Oro, me lo ricordo, ci sono stato una volta. E poi c'era anche quell'altro vicino a Piazza San Babila a Milano, il Nepenta. Nepenta e il Pussica. Signori, è arrivato! Eccolo qua. Porporello! No, vai, continua! Vai. Questo è effetto Night Fed vuoto. Ok, grazie. Scusa, adesso cos'è? Non esagerare con quella chitarra. Scusi, volevo parlare con lei, signor maestro della Guardi che la domenica mattina si dovrebbe venire in orario. Purtroppo questa domenica il parcheggio non c'è. Certo, con tutta la gente che di Asiago lavora. Sa, oggi è una domenica particolare. Sì, è una domenica particolare. L'ho messa davanti al cassonetto. Io ti dico io dove l'ho messa. Vabbè, lasciamo stare. Io, la mia Vespa? Io c'ho la Vespa. La macchina. Dovevi buttartici nel cassonetto, visto che c'è. Va bene, dai, allora. Andiamo avanti con la domenica, vai, caro Nolli. Vai, andiamo avanti. Con una cosa scegliamo noi? Dai. No, canzone. Io metterei un minutino così, Sì. 1 minuto e mezzo. Dai, facciamo 1 minuto e mezzo di San Giorgi con Pino Daniele. Pino Daniele, è un po' il succo. Sentiamo. Napoli adoro il mare, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta. Napoli è una interi che mezza l'ada. Napoli è tutto suona e sa tutto il mondo, ma non sa la verità. Sono pazzo. Voglio essere una uscito fuori dalla casa mia. Sono pazzo. Ho il popolo che mi aspetta. Scusate, vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Ci voglio parlare. Qua vi divertite, non è? Grandioso, ragazzi. Però visto che Giuliano stava accennando qualcosa. Quando scinesca e corsa senza guardare. Ma io sapevo che tu sapevi tutte le canzoni. Tutti i giorni correre non A faticare. ma non ride più. Lontana se ne va. Tutta vita così e bastava per non morire e aspetta che chiova l'acqua si infonde qua l'angelaria sa da cagnare
Comunque, visto che sei qua, Pino, devo dire che il disco che mi hai regalato, quello è da tenere in macchina. No, da prenderne 2 copie, perché uno deve tenere uno in macchina e uno in motorino. E uno a casa. No, motorino come motorino come fai soltanto? Pino, l'abbiamo raccontato un sacco di volte. Io una volta feci uno scherzo a Lucio Dalla. Feci uno scherzo a Lucio Dalla, era il periodo, eccolo qua, il CD Negramaro, quello double fast, perché in quel periodo c'era Giovanotti, Pelù e Ligabue avevano fatto Il mio nome e mai più. Allora un pomeriggio, non sapendo cosa fare, dico chiamo Lucio Dalla e gli faccio lui sono Pino. E lui ha boccato subito. E lui subito, Pino, come stai? Tutto bene? Tu come stai? E allora gli faccio, senti questa canzone che hanno fatto Giovanotti? Sì, lo faceva molto bella, sai, molto bella. Ma perché non facciamo qualcosa di te? Facciamo una cosa in beneficenza? Figura di lui, certo. E fa, prego, dimmi. E io avevo già il titolo. A un certo punto lì pensavo che lui avesse capito che ero Fiorello, no? Invece no. E lui continua, no, come avresti pensato di intitolarla? Lì mi prende in contropiede, non sapendo cosa dire, dico questo qua, dico così. Beh, il titolo potrebbe essere Il mio nome è Pino. Lucio Dalla, pausa, chissà cosa deve aver pensato in quella pausa. Io che ho pensato. Una cosa finiva per ZO. E poi mi fa, bello. Veramente bello, bella idea, mi ha detto. E io gli faccio, ma come bello, sono Fiorello, non può essere, ma come il mio nome è Pino, dimmi, mettici pure Lucio almeno. E questo fu, insomma, vabbè, si diverte, tra l'altro con sto vino salentino. Perché sono entrato e per lui è come bere latte, perché da bimbi il Salento danno questo. Le mamme allattano con il allora, salice. Ragazzi, voi dovete sapere una cosa, che Giuliano San Giorgi, abbiamo letto su Wikipedia, poi abbiamo visto il screensaver di Federico Tavaria, ha dichiarato che da bambino era un fan di Albano. Ce lo siamo dichiarati a vicenda. Io da bambino e lui da anziano. Ah sì? E lui da anziano. Ha detto che era un fan. E tu cantavi le sue canzoni. Ora, non è che da bambino sì. No, gli bombava Romina, ti immagini? Sai cos'è? C'era sempre questo film dove lui tornava dalla mamma o andava via dalla mamma. Quindi da piccolo, a 7 anni, tu piangevi. Certo, che abbinato alla canzone. Io adesso vado via, vado a cercare fortuna e me ne vado. Era sempre militare. Appena usciva la parola sola. C'era il bar. Proviamo a fare quella là. Ma che cosa? Perché non mi ricordo il testo. Forse adesso ce lo può. E facciamo allora un'altra che c'è già il testo. Se noi intratteniamo un po'. Sembra Mezzogiorno di fuoco. Forse adesso arriverà. Questo è il coyote. Vai. Ma perché ogni momento dura un'eternità. Quando il sole tornerà e nel sole io verrò da te. Barrigo dai incontro a me e la notte non verrà mai più ancora quando il sole tornerà e nel sole io verrò. Facciamo che non viene più. Che muoio per lei. La tratterò male, dai, vai. La tratterò male. Sembriamo al Gay Pride, io ve lo dico,
Grazie, ma ci siamo scatenati. Morrichino e l'orchestra ci hanno beccati. Bravo Morrichino, Non solo questo, ma poi abbiamo Massimo Perla. Abbiamo Massimo Perla qui in studio. Dici chi è Massimo Perla? Ma come chi è Massimo Perla? È l'addestratore più importante d'Italia dei cani. Quando voi vedete un cane che recita in un film, è lui. Addirittura è stato bravo lui con Shonik, chi non se lo ricorda nelle pubblicità, ma un sacco di cani, anche uomini, attori che lui persino Rin Tin Tin faceva Sasà, dov'è l'extracomunitario? Sì. Ecco, gli dai il microfono un attimo a Massimo Perla. Ciao Massimo. Ciao Marco. Quanto ti è costato addestrare Fiorello? Tanto all'inizio. Beh, quando facevamo le pubblicità delle volte io sbagliavo, il cane no. Ma è stato bello il primo spot dopo il cane venne Mike Buongiorno e la prima cosa che disse Mike, forza, io avrei preso il posto del cane, ha detto, adesso mi farete mangiare nella ciottola. Così diceva, faceva le battute. Lo so. Aspetta, com'è che disse? Una volta fece una bella azione, il regista gli disse bravo, mica sono il cimurroso quadrupede, disse così, spezzato. Senti, ma tu riesci, tu che stai a contatto con i cani, no? Ad esempio Valentino Rossi una volta al telefono ci imitò la sua moto, fece tu riesci a imitare i cani che ha detto, tipo il pastore tedesco, c'è una differenza fra Jack Russell, quelli piccolini, così. Metti la seconda, se no grippa. E senti, il pastore tedesco come invece? Aspetta. Ma sei sicuro? Il Rottweiler in calore. Questo però è quello che subisce. Bravo Baldini, questo è quello che subisce. Attenzione, grazie a Massimo Perla, è un amico. Cremonesi, tu che sei della famiglia, il macaco come fa il macaco in calore? Il macaco in calore? Come fa? Sentiamo. Dai. Questo è il macaco da solo in bagno. È bravo. Vabbè, è bravo. Allora siamo partiti malissimo. Aspetta, siamo partiti male, ma diciamo che l'ospite di oggi è arrivato Valerio Mastrandrea, che qui potete vedere già. Buongiorno Valerio. Valerio Mastrandrea, solitamente a noi ci portano dei CD qua, no? Ogni tanto qualcuno si allunga un CD, vedi questo, senti questo, mettete questo. Valerio Mastrandrea non ci ha portato un CD, ma ci ha portato un uomo, una persona che qui vedete, voi che siete in studio potete vederlo. Valerio, lo vuoi presentare, come si chiama? Mi ricordo. Alessandro Mannarino si chiama, applausetto piccolo perché mi si emoziona. Allora, che cosa succede? Sei andato in un posto, in un locale? Sì, in un locale del Trentino, dove ero lì per fare dei fanghi, una cosa, insomma, vabbè, non interessa. Tu vai in Trentino a fare fanghi? Sì, alle Caviglie. E hai trovato? E ho trovato, c'era sta sauna musicata, cioè dove c'era gente del luogo, folk, che faceva, insomma, allietava queste terme dei fanghi, perché i fanghi te li tirano in faccia, insomma, è una cosa un po' paradossale. E c'era sto ragazzo che cantava in lingua trentina e ha cantato un pezzo molto bello che mi ha ricordato. Certo. Ma sei sicuro che è Trentino? Vicino, da quelle parti lì. Forse era Trasteverino? No, del Trentino poi mi ha detto che è del Casilino, quindi Trentino e Casilino, Alessandro Mannarino. C'era sta rima, dovevo fare da mezz'ora. Allora, non è una cosa da Viva Radio 2, è che secondo me prima o poi ne sentirete parlare. Il grande Mannarino. Silenzio. Quando un giudice punta il dito contro un povero fesso, nella mano stringe altre 3 dita che indicano se stesso. A me alza un dito per essere diverso, mi fa più fatica che sposta tutto l'universo. Sono una montagna, se il momento non viene, meglio. Sto bene da solo. E il proverbio era sbagliato. So l'odore dei tappo del vino che hanno rimandato indietro. So i calli sulle ginocchia di chi ha pregato tanto e non ha mai avuto. Che c'è un fegato. Aia. So come il vento. Vado dove va, ma sto sempre qua. E brindo a chi è come me, al bar della rabbia, e più bevo e più sede me viene. Sti bicchieri so pieni di sabbia. So il giravoto dell'anello cascato al dito della sposa,
che poi l'ha raccolto e me l'ha tirato. E io gli ho detto: meglio, sto bene da solo, senza mogli e senza buoi, e se mi libero pure dei paesi tuoi sto a cavallo, e se mi gira faccio fuori pure il cavallo, tanto vado a vino, mica a cavallo. So al buco nero del dente cascato al sorriso della fortuna, e la cosa più sfortunata e pericolosa che mi è capitata è la vita, che una volta che nasci giri, conosci, intrallazzi, ma dalla vita vivo non ne esci. Uno solo ce l'ha fatta, ma era raccomandato. Io invece non c'ho nessuno che mi spigne. Meglio, non si sa mai, visti i tempi. Ma se rinasco mi voglio rincarnare in me stesso, con la promessa di farmi fa più sesso, e prego lo Spirito Santo del vino dannata de mettermi a venne i fiori per la strada, che voglio regalare una rosa a tutte le donne che non me l'hanno data, come a ditti che ne la so fare una serenata. E brindo a chi è come me, al bar della rabbia o della rabbia, e più bevo e più sete mi viene, sti bicchieri sono pieni di sabbia. Ma mo che viene sera e c'è il tramonto, io non mi guardo indietro, guardo il vento. 4 ragazzini hanno fatto un'astronave con un po' di spazzatura, vicino ai secchioni, sotto alle mura, dove dietro non si vede, e c'è un'aria scura scura. Me mozzico le labbra, me cullo, che mi tremano le gambe di paura. Poi mi fermo e penso, però, che bella sta bella fregatura. E brindo! Io lo chiamerei. Sì. Vabbè. Senti. Il vertice FAO, sapete che c'è il vertice FAO, il segretario generale dichiara: dobbiamo fare subito qualcosa per la fame. I 40 capi di Stato presenti replicano: andiamo a mangiare una cosa più. Mamma mia. Io ce li vedo tutti immagini, e poi dopo parlano della fame nel mondo. Prima mangiamo noi, perché si parla meglio sotto digestione. Certo. Allora, adesso sentiamo il ministro della difesa. Allora, ieri però lui è stato il protagonista della giornata, Ignazio. Sì. Alla sfilata delle forze armate di Fori Imperiali era tutto. Ieri ho detto un bimbo a Disneyland. Sì, uguale, era proprio appena vede carro armato. Appena visto. Sono passati quelli incappucciati, come si chiamano? Sai quelli corpi della polizia col passaporto? No. Era proprio che... Vabbè, allora sentiamo un po' dalla sua viva voce come è andata ieri la giornata, Sentiamo se c'è il ministro. Questo vuol dire pronto. Scusate, vado un po' di fretta, sto andando a casa, mi sto preparando. Vabbè, ma come mai? Ha fatto tardi ieri sera? Ieri è stata una giornata di godoria assoluta. Immagino. Non puoi immaginare la gioia di vedere i carri armati scorazzare nel centro storico di Roma. Sarebbe come per lei, Baldini, vedere una corsa di cavalli a Piazza San Pietro. Deve essere stata una bella soddisfazione, immagino. Un giorno indimenticabile, diciamolo. Abbiamo terminato con un bivacco sotto al Colosseo a mangiare carne alla brace. Senta, e chi ha portato il barbecue? Ma che minchia sta dicendo, Baldini? Il
il barbecue non è da uomo. Ah no? Noi abbiamo macellato alcuni bisonti, li abbiamo appesi a testa in giù sotto l'arco di Costantino e li abbiamo brustoliti con i lanciafiamme dell'esercito. Immagino che abbiate fatto tardi? Notte fonda, organizzato con i capi di Stato Maggiore il gioco della bottiglia. Ah sì, come no, quella che si sceglie bacio, schiaffo, carezza. Ma che stai dicendo? Quelle sono cose da effeminati, noi facciamo il gioco della bottiglia, con la bottiglia Molotov. Ma non oso chiedere. Certo, questi sono giochi da uomo. Sì. Noi giochiamo a palla avvelenata. Lo sai che ci mettiamo dentro la palla? L'uranio! Beh, comunque avete fatto tardi, ora mi ha detto che va un po' di fretta, si sta ancora preparando. Senta, cosa ha fatto, la doccia? Perché? Io non ho la doccia. No? Io in bagno ho un autolavaggio con gli spazzoloni e li affronto a torso nudo. Sai com'è? Il muschio nelle ascelle bisogna pure levarlo. Va bene, allora lasciamo completare i preparativi. Senta, si faccia la barba ed esca. Maldini, non offendiamo. Perché? Io non mi faccio la barba. Ah, no? Io mi rado al suolo. Ah, ho capito. E ora la saluto, ho una riunione con il nunzio apostolico. Cosa deve discutere con l'ambasciatore del Vaticano? No, ho impugnato i patti lateranensi. Cioè? I sacerdoti dovranno esortare i fedeli Ce n'è uno con qua. una nuova forma. Sì. Glielo dica. Sì? Glielo dica. Qual è? D'ora in poi scambiatevi un segno di guerra. Grazie. E abbiamo fatto anche... manco a farla apposta oggi, Avevamo un sacerdote in sala e tutti gli argomenti erano sempre là. Allora, nel frattempo ricordiamo che sta Saluto arrivando... nonna Angelica, 82 anni, ci ascolta tutti i giorni. Nonna Angelica. Nonna Angelica, ecco. Anche mia figlia un giorno sarà nonna Angelica. Sì, esatto. Spero più tardi possibile che quando lei sarà nonna Angelica io sarò già Angelico e basta. Esatto. Tu sarai già. Allora, abbiamo con noi il presidente Moratti, perché vogliamo... Lui è una persona molto sincera, Moratti schietta, dice quello che pensa. È vero, esatto. Sentiamo allora, un po' Moratti. Sentiamo come l'ha presa qua l'arrivo del nuovo allenatore, le nuove strategie di mercato, ci spiegherà insomma come vanno le cose ora all'Inter. Sentiamo un po', Squilla ancora, Casa Moratti. Pronto? Presidente, buongiorno alla radio. Questo vuol dire che c'è. Senta, vuol dirci qualcosa sull'arrivo del nuovo allenatore, nuove strategie di mercato, qualcosa? Ecco. Ormai sono tutti, Mourinho, un ragazzo simpatico, meno male, un grande allenatore, sì. Siamo stati a cena, siamo sicuri che con lui insomma vinceremo tutti. Ah, meno male, ok. Date nel culo. Come? Non riusciamo a sentire. Diciamo con quello che mi costa sto portoghese del cazzo. Presidente, non abbiamo sentito bene, che ha detto? I portoghesi sono simpatici. Ah, ecco. Sono amabili, garbati, sì. sono i terroni d'Europa. Come? Non riusciamo a capire bene. Stanno a casa loro a bere il porto al posto di romperci i maloni. Senta, abbiamo sentito Mourinho parlare in italiano, addirittura in milanese. Mourinho, oltre ad essere simpatico, è una persona intelligente, è una persona colta, è una persona che merita il rispetto di tutti, insomma un grande. Male. Un grande paraculo. Non capiamo perché basta. Io che il birra, sto culattone. Non abbiamo capito. Comunque, senta, abbiamo visto che il secondo di Mourinho sarà il grande Beppe Baresi. Assolutamente sì. Bene. Baresi è un ragazzo simpatico, sì. Insomma, il simbolo dell'Inter, certo, uomo bandiera, molto, barbone. Come? Non riusciamo a sentire bene. Un ponte, io ho dato un tozzo di pane, non andavo a con come? Almeno risparmio un po'. Non sentiamo, Presidente, ci dispiace. Senta, ha sentito dell'infortunio di Cannavaro che lo ha costretto a abbandonare gli europei? Le dispiace, immagino? È un gabbiano. Dicevo di Cannavaro. Molto per lui, che è un ragazzo simpatico, sì. un grande campione, capitano. Sì. Terrone in meno in nazionale. No, come? Non capiamo, Presidente. Traditore, così impara a rinnegare l'Inter. Sto femminile. No, Presidente, non sentiamo bene. È disturbato, non capiamo. Grazie.
oggi ci sarà Max Pezzali, che per me è proprio un parente. Lo quando conosciamo, viene, ci porta i pasticcini. Potremmo raccontare quello che facevamo a Riccione nella villa, se vuoi. Nella villa, no. Sì, bisogna cosa facevo io nella villa. Anche noi. Sì, che noi avevamo una villa dove vivevamo tutti insieme. Pensate, Amadeus stava con noi. Che era il più bravo ragazzo di tutti. Era il più bravo. Mi ricordo che in quel periodo doveva ancora sposarsi. E noi tentavamo di non farlo sposare. In tutti i modi di fargli tradire l'allora fidanzata, ma non ci riuscivamo molto bene. No. Devo dire che Amadeus è stato sempre uno fedele. È stato fedelissimo. Tranne una volta a Ibiza. Con un uomo però, diciamo, con un bagnino. Diciamo, dai, sputtaniamolo per bene. No, era un torero in vacanza. Un torero in vacanza però, non era lì. No, scherzavo. Invece no, Max Pezzali devo dire è uno che... No, uno che... 883 e non era la sigla della moto. No. La formazione. Ma prima dell'arrivo di Max Pezzali, guarda quanti pezzi c'ho di Max Pezzali, che io sento malissimo, non ho la cuffia. Pezzi di Pezzali, sì. Sentivo malissimo e non avevo la cuffia. Allora, guarda quanti ne ho da Senza averti qui, te la ricordi Senza averti qui? Sanremo 95, saremo fortunatissimi per per te. Uno quinto. Te la ricordi? Quinto. Sì, dai, vai. Manca un Champions League sempre. Sì. Io me la ricordo. Quattro amici che citofano, sì? Cosa fanno gli amici? Non si capisce. Citofano. Scusate, il giudice ha detto se non sai cantare non cantare. Il giudice era, perché in effetti non è facile a dire quattro amici che citofonano giù. Provate a dirlo voi che ridete, vai. 3, 2, 1, via. Tutti direi che è il caso di cambiare canzone. No, ma la cosa che mi ha fatto ridere, mi hanno arrivato un'ansia, quel Sanremo lì, sopra di te arrivò anche Danilo Amerio e Antonella Arancio. No. Sopra di lui, sopra di quello che arriverà. Io sono deficiente. Io sono arrivato quinto, ti dico la classifica, non me la scorderò mai più. Vai, dimmela. Prima Giorgia, gli vuoi dire qualcosa? No, assolutamente no. Secondo Gianni Morandi e Coca-Cola lì. E la Barbara. Esatto. Gli vuoi dire qualcosa? No. Ti ricordi qual era la canzone tu? No. Ti supererò. Lei partiva. Poi? In amore no. Il bastardo di Monghidon. Quarto? No, aspetta, terza Spagna. Che quella volta lì decise di cantare in italiano. Era la prima volta che cantava in italiano. Quarto. Sì. Quarto. Sì. Come no? Nessuno. Bocelli. Quarto. Quinto io. Ma che vuoi dire? Non è storia. Allora sopra al nostro amico invece Pezzali arrivò ottavo, credo. 800esimo. No, tipo 12esimo. Prima di lui c'era Danilo Amerio, Antonella Arancio, valente è quello che faceva le radiocronache. E Antonella Arancio, una voce pazzesca, era quella che Antonella Arancio faceva un duetto con Ramazzotti. Vi ricordate che lo faceva? Quella era Antonella Bucci. Antonella Bucci. Era Bucci. Bucci d'Arancio. Hai fatto un'associazione. Oggi non ne acchiappiamo una. Oggi. Allora, questo vino che stiamo bevendo oggi è drogato. Chi ce l'ha mandato? È allucinogeno. No, l'arbitro Tombolini. E vedi che poi il doping c'è anche nella classe arbitrale. Guarda che roba. Questo ce lo manda. Da dove viene? Da Bogotà? Perché sì, ma infatti quando Tombolini, avete capito, l'arbitro della domenica sportiva, quando lo bevi vedi fischi. Esatto. Fischio maschio per un fischio. Vabbè, allora, stiamo facendo quattro amici che citofonano giù. Fai la tonalità che avevi preparato. No, va bene questa, vai. Così a caso. Va bene questa, poi da mercoledì non ti si vede più. Hanno aperto un posto strano, un disco pub, perché non si va. Adesso aspetta, voglio fare una cosa, faccio l'imitazione di Pezzali. Sì che ti viene bene, dai. Io se mi concentro, però. Sì, dai. Vai. Senza troppa voglia, Lombrigna. È ugualissimo. Che penso che cos'è che faccio qui. Ma preciso, Gli altri che mi guardano e si e ti dirò di più. Che cosa non va? Adesso imito e parlo insieme. Eccomi
Eccomi qua, sei l'unico al mondo. Senza problemi, senza limiti. E sto parlando anche. Non è male. Faccio il coro da solo, Vivo senza averti qui. Averti qui. Ma questa era una sigla finale di qualcosa, vero? Ma no. Signori, il nostro Max Pezzali. Ciao. Non era una sigla finale di qualcosa? No, poteva essere della mia carriera, però non lo è stato. Scusate, questa ve la siete persa perché stavate applaudendo, è stata una battuta. Allora io gli ho chiesto, ma questa non era la sigla finale di qualcosa? Risposta di Max? Poteva esserlo, ma non lo è stata. Della mia carriera, esatto. Invece non è stata. Non è stata. C'è chi è andata peggio, voglio dire. Sì. Allora, no, che possiamo fare? Io farei una cosa. Facciamo quella versione di Sei un mito? Certo. Senti questa, cantala insieme a noi. Ok. Sì. Ci provo. 1, 2, 3, 4. Tappeti nuovi, ambremo chic, deodorante appena preso che fa molto chic. Appuntamento alle 9:30, ma io per non fare tardi forse ho cannato da Dio. Alle 9 sono già sotto casa tua. Perché scendi bella come non mai. Sono anni che sognavo sta storia, lo sai. Sento il cuore che mi rimbalza in bocca e tu con un body a balconcino che ti tiene su un seno che così non si era mai visto prima. Sei un mito, sei un mito per me. Sono anni che ti vedo così raggiungibile. Sei un mito, sei un mito, perché tu per tutti noi sei la più bella ma impossibile. Poi mi dite voi che versione è questa? Appoggiati al tavolino del bar, scopro che oltretutto sei anche simpatica, nonostante tu sia la più eccitante che abbia visto in giro. Sono a mio agio con te, ordiniamo un altro cocktail poi si va via. Sei un mito, sei un mito per me. Sono anni che ti vedo così raggiungibile. Sei un mito, sei un mito, perché tu per tutti noi
sembrava sta versione? Sentiamo il nostro Morrichino. Molto pop. Ah, molto pop. Molto, sì. Perché quella che faceva Pezzali no, Era un po' meno pop questo. Questo è più pop anni 80, esatto. Pezzali è più pop anni 90. Esatto. Bravo. Adesso dormo più sereno. Baldini dorme, bravo, giusto. Ma abbiamo una notizia, le notizie che arrivano dagli Stati Uniti d'America, sapete quali sono? Obama ormai è candidato alla presidenza e diciamo che Hillary l'ha presa in saccoccia. Esatto, però noi sentiamo, adesso l'abbiamo chiamato il suo ufficio stampa. Ha ammesso la sua sconfitta, lei, devo dire, ha ammesso serenamente, perché del resto mica sempre. La sentiamo? Sì, sentiamo se riusciamo a telefonare alla ex First Lady Hillary Clinton. Sentiamo se abbiamo il numero in America. Eccola. Centralino di Hillary Clinton, buongiorno, cambio. Ti pareva che non c'era lui, vabbè. Cosa ci fai negli Stati Uniti? Il presidente Napolitano è in visita a Napoli e lì, insomma, hanno i centralisti falsi, masterizzati, quindi non c'era bisogno di me. Ho colto l'occasione per venire negli Stati Uniti e fare un master in centralismo avanzato. Ho capito. E lo fa a casa di Hillary Clinton? Sì, Hillary è un'amica, insomma, le sto insegnando anche un po' di italiano. Bene, ce la può passare per favore? Un attimo che bagliamo. Hillary! Buongiorno, sono quelli della radio! Dai, vieni, dai! Good morning, Marco! Good morning! Non sapevo che mi conoscesse personalmente. I know Italian economy. Sì. You, Baldini, are the principal cause of a public Italian indebitation. Beh, è bello essere famosi anche in America, diciamo così, ecco. Mettiamola così. Senta, signora Clinton, sorvoliamo. Ieri ha dichiarato conclusa la sua corsa alle primarie. Si smonta la macchina elettorale, si chiude tutta la baracca. Perché? Che è successo? Baldini, sono centralista, non dia la parola baracca, ma che sta scherzando? È il nome di Obama, signora Clinton ha delle reazioni incontrollate, lascia stare. Io avevo detto baracca. Non lo devi dire. Dai. Senta, può darci alcune curiosità della sua battaglia politica? Alcune note di colore? Ma perché? Non devi dire parole, non ne devi colore, non lo devi dire. Vabbè, ho capito. Allora, evitiamo accuratamente parole e argomenti pericolosi. Allora, signora Clinton, è vero che ora si prenderà una vacanza, andrà in California con suo marito Bill Clinton a Santa Monica? Ho capito. Grazie. Allora, grazie, lasciamo perdere, abbiamo chiaro che per lei è un periodo nero. C'è verso, è un po' arrabbiatello. A proposito di Via Radio 2 dobbiamo veramente andate a prendere il CD di Max Pezzali. Però no, questo per dire veramente, noi siamo primi nelle compilation, vogliamo dire, siamo primi, qui c'è il nostro produttore, non so che fai, sei produttore. Lui è produttore. Abbiamo il produttore di Breccia noi! Viva! Quindi quanti di voi hanno già comprato il nostro CD? Fuori. No, perché si vergognano. Allora, cioè, Pieroni ce l'ha, la signora ce l'ha, lei ce l'ha, dica la verità che io la perquisisco, sa? Allora, guarda, 4 su 100 non è male, sì, certo. No, vabbè, costano i dischi, costano. Però il nostro è doppio, doppio. E tra l'altro porta bene, lo sai che tutti quelli che non comprano il CD veramente hanno delle sfighe terribili. È così, è io la verità. Ho perso miliardi perché non ho comprato il CD di Viva Radio 2. Esatto, è così. Però comprate quello di Viva Radio 2 e quello di Max Pezzali. E poi noi diciamo, solo a messaggeria musicale, se comprate questa abbinata, Viva Radio 2 più Max Pezzali, €1 di sconto. Bene, ok. Non so se non lo so, però sì, dai, €1 in 2, 50 centesimi. Cosa si può fare, no? Si potrà, no? Abbiamo qui discografici che possono. Però mi dicono che 4 CD su 100 significano 2 milioni su 50 milioni di italiani. Saremmo primi in classifica, no la nostra, pure la classifica turca. Vabbè, comunque questo per dire delle nostre produzioni che sono molto divertenti, perché il programma sta finendo, vi ricordo quando viaggiate, lo mettete in macchina, gallerie, cose. Lo sai che è utile in bagno?
bagno anche. Sì, io lo sento molto, male, perché sì. ridere in bagno mentre sei sulla tazza ti aiuta, certo. Capito, sì. Poi copri i rumori, giustamente, vi dicevo. Esatto. Allora, no, adesso ci dobbiamo collegare con il tribunale. sì, lo sai. da tanto che ci da colleghiamo. tanto che non ci Abbiamo colleghiamo. bisogno di un imputato, di un uomo schifoso che commette. Sapete come la giustizia italiana? Sì, sì, infatti. Eccolo qua, sta arrivando, questo è l'imputato. Prego, l'imputato si accomodi. C'è già la barba da ergastolano. Sì, proprio però. Vai. Eccolo, sentiamo l'avvocato. Signor giudice, faccia fare silenzio. Faccia fare silenzio. Sono già in silenzio. E che cavolo, in quest'aula cade il buio sulla legge oggi. C'è l'eclissi solare della giustizia. Va in onda il chi l'ha visto del diritto. Avvocato Messina, l'imputato è accusato di contrabbando di sigarette e omicidio. Ah, bene. Ha investito col suo motoscafo pirata 2 bagnanti. E ringraziamo il cielo. E ringraziamo il cielo, signor giudice, che questo mio imputato ha avuto i riflessi pronti e ne ha centrati solo 2. Perché ne avrà schivati almeno 70 ne ha schivati, 70, ma ci vogliamo rendere conto che erano le 2 del pomeriggio e c'era una folla in acqua che sembrava l'acqua Fanna a Ferragosto? E poi dall'autopsia risulta che le vittime avevano mangiato da non più di un'ora, quindi sarebbero morte lo stesso. Ah, certo, è matematico. Silenzio. Sarebbero morti lo stesso da lì a pochi minuti. Sì. Di congestione. Certo. E non è bello, signor giudice, mi rivolgo a lei, non è bello morire contorcendosi dal dolore di pancia. Quella del mio assistito lo definirei non un omicidio, ma piuttosto eutanasia. Certo, figurati. E se noi oggi condanniamo questo macaco... Ecco, appunto, se diceva uomo era offensivo. Che dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Che dire di questi uomini che si mettono il gessato con l'infradito di cuoio? Mamma, uno ce l'ho davanti. Che dire di questi che in spiaggia fanno fare il bagno al cane che poi si sgrulla e ti fa una doccia di peli, sudore di cane e acqua di mare? Che schifo. E ti riduci una latrina. Dove andate a quelli dovrebbero arrestare a me. Avvocato, e l'accusa di contrabbando? A bordo del motoscafo sono state trovati 40 scatoloni di sigarette. Signor giudice, lei una cosa deve leggere e mi si impappina, ma la ripeta che io non ho capito niente. Scusate, l'accusa a bordo del sì. E allora spostiamo sto processo e facciamolo fare a Di Pietro, che è meglio. Tanto. Diceva, scusi, ripeta. Prego. Allora, sono stati trovati 40 scatoloni di sigarette. Lo so. E qui le do ragione, infatti anch'io al mio assistito gli ho detto: la devi smettere di fumare così tanto, che se no da male, rischi di essere confuso con un contrabbandiere. Eccolo là, hai visto? In ogni caso, vostro onore, io la ringrazio per la premura nei confronti della salute del mio cliente. L'imputato ha fatto una lastra, la scorsa settimana i suoi polmoni stanno benissimo, Che siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Che siamo noi per dire se Mourinho vincerà più di Mancini, e glielo auguriamo, perché se no esattamente. E che siamo noi per dire se è più verde Hulk o Calderoli incazzato? Silenzio. Guardatelo, signori, vorrei che voi lo guardaste. Anzi no, lasciate perdere. Meglio. Che è meglio? Dicevo che questo è solo un instancabile lavoratore, padre di 4 creature. Veramente a noi risulta che il più giovane dei suoi figli... Signor giudice, allora lei cambia mestiere. Avvocato. Cambia mestiere. Allora se lei... io come faccio a difendere scusi, se c'è un giudice che non sa leggere? Purtroppo scusate. Ma se ne vada da Alberto Manzi, da qualcuno, esatto, che faccia fare, faccia un corso con Roberto Zanichelli. C'è un errore di scrittura, mi dispiace. Forse a noi risulta che il più giovane dei suoi figli ha 20 anni. Veramente? Sì.
Ma veramente come passa il tempo, signor Giulio? Mi sembra ieri che giocava a guardie e ladri nel cortile del carcere del Re Bibbia, me lo ricordo ancora. Ma i figli rimangono pur sempre bambini negli occhi dei genitori. E proprio per questo io vi chiedo se quei due temerari nuotatori potessero tornare indietro, oggi lo perdonerebbero? Non lo sapremo mai, purtroppo. No. Mi dispiace per loro. Ve lo ricordate voi il film Lo Squalo? Quando tutti scappano fuori dall'acqua per l'imminente pericolo? Ecco, qui nel nostro caso in due non ce l'hanno fatta. Tutti gli altri. Quando la realtà delle volte supera la fantasia. Sì. Io rimango senza parole. Allora, signor giudice, sicuro un suo verdetto favorevole, attendiamo sereno il giudizio. Se non si articoli 512, 722, 456 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo? Che voce ha? Ma che razza di roba è questa? Ma l'ergastolo mi ha dato. Ma lei, ma scusi, ma che avvocato è? Ma io non la pago, non le pago neanche la parcella, guarda, si deve vergognare. E tanto io vado avanti a parlare tutta la puntata, guarda. Cioè, è inutile che mi dia, che mi fai parlare, io parlo, io vado avanti a parlare, e parlo. Oh, sveglia! Zitto! Bravo! Zitto, che poteva andare anche peggio. Non si sono accorti che una delle due vittime che nuotava era tua suocera. Fogliando i giornali abbiamo letto che c'è stato un blitz ambientalista a Roma, mascherine antismog messe su tutte le statue. Su 150 statue del centro storico, anche a Firenze l'hanno messa al Davide di Donatello e lui ha detto, il Davide ha detto, ma quale mascherina? Ma datemi una mutanda. Certo. Sono anni che i piccioni vanno a becchettare lì, capito? Si vede che il Davide, quando è lì, tutti vanno a guardare il pistoletto. Ma perché li faceva? Perché si vede che, sai, l'evoluzione dell'uomo, Darwin, lo insegna Darwin. Si parte da piccolini per poi arrivare a parte Cremonesi, dico, però poi si arriva. Lui è l'eccezione che conferma la regola. Foruncolo sempre. Dai, ma si scherza. Attenzione, il Davide Donatello replica, ha ascoltato la radio e dice volevo salutare mia nipote Nicoletta di 10 anni che è qua, che sente lo zio che dice queste cose. Ha capito? Perché avere l'orecchio di marmo è una cosa che... Sì, l'orecchio, stava parlando delle orecchie piccole. Ma sai che una volta mi è capitato, era una delle poche vacanze che io abbia mai fatto insieme a lui, eravamo proprio in Sardegna e a un certo punto io dico, dov'è Cremonesi? Guardo verso il mare e vedo un animale che nuota e dico, guarda quel cagnolino come va. No, allora non sto scherzando, è una cosa che vi dico seriamente, perché che cosa succede? Cremonesi quando fa il bagno si scioglie i capelli ed è la fine. Ora non nuota a stile libero lui fa la ranetta a cagnolino. Ora che succede? I suoi capelli si allargano da dietro, sono talmente lunghi, si allargano e gli coprono le spalle, perché tu vedi solo del pelo che cammina. Poi quando torna in spiaggia a un certo punto dico, dove è Cremonesi? E non mi ricordo che c'era, fa, guarda è là che sta nuotando. Ma dove? A destra o a sinistra del cane? Mi fanno... Che firma. Lo schnauzer. Sì, perché visto da dietro, ti giuro, sembra uno schnauzer. Veramente, quello. Ma tu nuota, perché non nuoti mai a stile libero? Perché sennò mi fanno i capelli in bocca. Avete visto che non dico bugie? Ma un uomo può nuotare a rana, dovreste nuotare a Caimano. Esatto, minimo. E come si nuota a Caimano? Allora, per un po' di fantasia, ecco, a Caimano e vedi un po'. Stava per arrivare il nostro ospite. Per la prima volta credo in un programma Rai, perché lui viene è Mediaset. Sì, lui è Mediaset. Qui non dovrebbe neanche entrare Marco Carta. Eccolo! Cuffia Marco. Buonasera. Cuffia. Marcuccio, allora, è un bimbo, facciamo un applauso, è un bimbo, grazie. È un bimbo. Sei un bimbo, sei ancora. No, dai. 23 anni. Io ragazzi, 23 anni, come sei detto. Neanche con le bambole giocava a quelle. Senti, abbiamo al telefono per te una sorpresa, grazie di Michele. Senti, no, scherzo. Ma era vera sta cosa qui, questo vostro, diciamo, no, era un po' faceva parte. No, sì. E ti odiava proprio. Dai. Cioè, non è che mi udia, come dici tu. Che fa? No, non è odio. Ti spronava, diciamo. Sì,
Dicevo con gli speroni di ferro, però. Cioè. una sua tecnica di spronamento, chiamiamola così. Però Jurman ti vuole bene. Invece. Molto. Jurman. No, perché lui fa l'imitazione mia che imito lui. Scusa, mi canti un pezzo di Masini? Ok. Vai. Quando sei disperato dentro me, come te. Hai preso le note quelle giuste e sbagliate, cioè quelle sbagliate e giuste. Giuste e sbagliate. Senti, allora, siccome capisco sia l'emozione, l'imbarazzo, un pubblico, anche se hai già fatto gli spettacoli, quindi ti metto a tuo agio. E allora il tuo agio qual è? È un microfono, una bella musica di una canzone che ti piace. Un sassarese che suona vicino a te. Un sassarese vicino, un sassarese, com'è che li chiamano in sassarese? Picababbu? Picababbu. La cabina telefonica sia una specie di nuraghe. È vero, il nuraghe. Faremo finta. No, devi andare la pecorella ce l'hai. Okay. Guarda, la pecorella suona il pianoforte. Allora, Marco Carta, che vuoi cantare? A chi? Cominciamo con A chi? Vai. Poi dopo ci presenta il nuovo singolo, ragazzi. Vai. Si cimenterà in una cosa inedita. Allora, Marco Carta in A chi? Suonata da Cremonesi e i suoi sassaresi. Vai! A chi sorriderò se non a te. Bravo Marco. A chi se tu non sei più qui. Ormai è finita tra di noi, ma forse un po' della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. Chi? Era solo fino a lì, bravissimo. Era solo grande voce. Bene! Abbiamo dato, amici, anche questa domenica siamo a posto. Io sono pronto con la schiscetta, vado al mare. Seduti al mare. Sì. Allora, domani ragazzi, in bocca al lupo alla nostra nazionale. Sì. Domani inizia l'avventura. L'esordio. Facciamo. Guarda, io avrei da fare. No. Sì, no, pronostici non ne faccio, però una cosa calcistica la facciamo. Una cosa musicale calcistica per la nazionale. Sì, vai. Ho un bel Notti Magiche. Sì, dai, però Notti Magiche non vinceva mondiale. Invece 2 anni fa abbiamo vinto i mondiali. Sì, qual era la canzone 2 anni fa? 2 anni fa. E adesso iniziano gli europei di calcio. Forza Toni, mettila dentro con Cassano che te la passa e ancora e poi chiamiamo la Francia, glielo facciamo, cappello di poi prendiamo l'Austria, la prendiamo, la strapazziamo, gli diciamo chi c'è rimasta? Solo l'Olanda, cara Olanda, quando ti prendiamo ti rompiamo il tulipano. Eccola, canzone inventata proprio per gli europei. Allora buona domenica a tutti, buon proseguimento di giornata. Ci sentiamo lunedì per l'ultima settimana. L'ultima settimana. Sì, l'ultima settimana. Sono veramente triste. Grazie a tutti il nostro pubblico. Grazie, ciao. Le adesso. Aspetta, diciamo come dice la musica. G R 2. Quando le diva